Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano ragazzi, purtroppo passo indietro in qualifica 12° posto a Barcellona, però 96% previsione pioggia, quindi sarà una gara tutta diversa e con la pioggia forse qualche chance in più di finire primo, comunque un po' a podio. Paul per Rosberg, secondo Hamilton, terzo, Ricciardo, Alfonsino, quarto. Vai raga. Ho bisogno assolutamente. Vai Fioi. Ho bisogno di superare più monoposto possibili. Mamma che diluvio, però, mamma che diluvio. Mi devo buttare e pregare. Prega, Cuba, prega. Grandi, grandi. Dai, 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 dai. Madonna. Stavo guardando di là, che quanto ho rischiato. Mamma, quella pioggia è veramente impossibile. Oh, Ricciardo, ragazzi, è ancora primo, dopo la grande vittoria della China. Diluvio puro, comunque, diluvio puro. Anche Alonso mi supera. Ci riprendiamo la posizione. Non si vede una mazza, però non si vede una mazza. Meno male che Ricciardo un po' sta rallentando Rosberg. Se finisce così però torniamo a pari punti. Pazzesco raga, pazzesco. Ragazzi, andrei in box al prossimo giro. E soprattutto ho detto che smetterà di piovere tra 15 minuti, vedremo, ma comunque ho paura che pioverà per tutta la gara, insomma. Non è chiaramente uno svantaggio ormai abissale, veramente disastroso il mio svantaggio. Purtroppo non sono competitivo in Spagna, non l'avrei mai detto, eppure questo gioco in Spagna faccio cagare. Dai ragazzi, cerchiamo almeno di tenere un altro podio. Sarebbe comunque un podio importante. Dai Fioi. Dai ragazzi. Dai Cume, dai Cume. Anche se il passo è quello di una lumaca impazzita. No. Box, box, box. Siamo ai box, ma gara veramente brutta, Dobbiamo essere sinceri. Gara proprio brutta. E sarà anche dura tenere il podio, secondo me. Sì, via. Siamo comunque rimasti davanti a Ricciardus. Ma si fa fatica, raga, si fa una gran fatica. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare i pneumatici. Va bene. Nessun ritiro, comunque tutto regolare. Tutto rego, me ne frego, tutto rego, me ne frego. Dai, come spingi a fondo.
Devo cercare di mantenere la terza posizione, che se ripeto col ritmo che ho sarà pressoché impossibile, però noi ci proviamo. Sì, vabbè, se vado anche per campi, però... Male, Spagna, forse la Spagna tra le prime gare è quella che vado peggio, perché comunque anche in Cina ho dimostrato che posso fare buone cose. Tra 10 minuti smette di piovere. E taglio curva, va a fare un salto alla tua madre che è una gran troione. Tutti ai box, tutti ai box. Vai, 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 vai. Ok. Rosberg è secondo. Mantenuta la terza posizione. È andata bene, cavolo. Mi è andata molto, molto bene. Però da Rosberg abbiamo addirittura 30 secondi. Secondi sono un po' tantini, eh. Dai ragazzi, concentrazione per piacere. Magnussen quarto, comunque veramente incredible Magnussen. No? Mamma mia. Vai, Colin McRae in Formula 1, grande. Grande come. Mamma mia. Gara molto molto difficile. Velocità ridicola. Che disastro proprio alla fine. Cerchiamo di tenere il podio. Cerchiamo di tenere il podio come andiamo. Perché Vettel là, che incidente, coglionazzo. Mamma mia. Dai che è finita sta agonia, è finita. Terzo posto pesantissimo, non meritato, ma chi se ne frega. Buon terzo posto, mamma mia che fatica ragazzi. Mamma che fatica. Altro podio, terzo podio consecutivo in 4 gare. O quarto in 5, se non mi ricordo vaneggi come bene. Buono. Siamo secondi, agli stessi punti ancora, è pazzesco ragazzi. Pazzesco, costruttori, siamo a meno 21 punti. Raga, un saluto da come andò, Veneziano, prossima tappa Monte Carlo. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.